Dober večer, spoštovano občestvo, prisrčno dobrodošli v hiši sanjajočih knjig, kakor vselej. Iskreno dobrodošlico izrekam spoštovanima gostoma, z nami Mark Pfister in Samo Lutman. Nedolgo tega smo se seznanili z napisom Bolezen je zdravilo britanskega filozofa Petra Wilberga, ki poudari, kako da je bolezen komunikacijsko sredstvo, ki izgovarja življenjsko trpljenje ali, kakor se izrazi, eksistencialno bolj. Poudari, da je bolezen vselej spremenjeno stanje zavesti. Vsako telesno stanje je hkrati stanje zavesti. Ošili misel. Radikalna perspektiva, bi kdo porekel. Morda pa tudi ne. Mark Pfister, strokovnjak z področja šole 5 bioloških zakonov, podčrta, da je to, kar povzroči bolezen, mora biti celo pisano v navednicah, nekaj točno določenega. Premislek je drzen, za mnogo koga prvovrstno krivoverstvo in tu te bom samo prosila za pomoč, zakaj kanim zastaviti prvo vprašanje. Torej, o krivoverstvu govorim, kot ga utegne videti ta ali oni opazovalec. Mark Pfister zapiše, ergo zapišete, kako da ni zlobne bolezni, ki raste, in ne dobre bolezni, ki stoji, tudi ni ponorelih celic in ne imunskega sistema, ki bi dopustil nedopustno. Citando la tua affermazione nel libro che non esiste un tutto male, non esiste un sistema immunitario che ci attacca e ci divora da dentro e non esistono le cellule impazzite che divorano il nostro organismo. Non nel senso che siamo abituati a crederlo, nel senso che ci sono delle cellule che crescono, ci sono delle cellule che ulcerano, ci sono le cellule che producono di più, le cellule che producono di meno, questo porta degli scompensi, no? E non è che io non sto male o non muoio, alla fine posso anche morire, però la comprensione di quello che succede è stata finora filtrata dall'idea molto religiosa, no? Del cattivo e del buono, mentre in biologia abbiamo dei processi che, se sono eccessivi, ci portano anche danno o morte, ma sono processi assolutamente normali. Tisto, kar želi poudariti s to afirmacijo, ni, da negira nekaj, kar dejansko raste ali ulcerira, ali se dogaja en biološki odziv v smislu ene povečane funkcije izločanja ali zmanjšane funkcije. Tisto, kar želi poudariti, je način, kako to stvar interpretiramo. Se pravi, ne kot nekaj, kar je negativnega ali pozitivnega, ampak zgolj se gre za en fiziološki, biološki mehanizem ali odziv. Se sono eccessivi possono far male. In dejstvo je, da zaradi teh prekomernih odzivov bioloških lahko dejansko tudi umremo. Si. Narava nas je opremila za spopadanje z nepričakovanim in da, kakor namigne Mark, dala nam je tudi rok, znotraj katerega naj rešimo problem. Dice che la natura ci ha dato dei meccanismi con quali possiamo affrontare delle situazioni non aspettate e ci ha dato anche una tempistica ben precisa dentro quale possiamo risolvere un problema. La natura sì, Narava, ja. è che noi siamo evoluti. Problem pri nas, ljudeh, je, da smo evolutivna bitja, razvita bitja. E questi codici biologici, di cui parleremo poi, sono fatti per l'animale selvatico. Vendar in dejstvo je, da živimo z istimi mehanizmi odzivanja, kakor živali in v tem smislu prihaja do ene diskongruence. Un animale
che c'è un altro animale che arriva nel suo territorio, comincia a gridare, poi lo morde. Naprimer, da imamo dve živalci, pri čemer ima najprej ena živalca en svoj teritorij, potem v ta teritorij vstopi druga živalca, začneta takoj uveljavljati, kdo ima prav, kdo bo obstal, se pravi, se spopadeta. E se lui morde abbastanza forte l'altro scappa, Če tista, ki hoče obraniti svoj teritorij, svojo zemljo, nastopi dovolj močno in ugrizne to živalco dovolj močno, bo ta živalca pač primorana zapustiti to tendenco, da bi tutto osvojila. questo. E, Ok. E se invece l'altro morde più forte, scappo io. Če pa ta, ki je novo prišlek, ugrizne močneje, potem moram ta, ki je branil zemlje, zapustiti. Andrò un po' più lontano, troverò un nuovo territorio. Se pravi, se bom odstranil iz tistega ozemlja, dobil eno novo in si ustvaril novo ozemlje. E quindi c'è una situazione di tensione e poi si risolve. Imamo torej eno situacijo napetosti, ki popusti. Ma se io sono dovuto scappare perché questo qui mi ha morso più forte, io domani non torno a provare di nuovo. In ta živalca, ki je morala zapustiti teritorij zaradi tega, ker me je ta ugriznila močneje, potem se ne vrača več nazaj in poskuša ponovno osvojiti tisto ozemlje, ki je bilo prej njeno. Invece noi torniamo dallo stesso uomo, dalla stessa donna, dalla stessa suocera, dallo stesso datore di lavoro tutti i giorni. Mi pa se vračamo k isti ženi, k istemu šefu, k istim odnosom vsak dan. K isti tašči. Per cui facciamo tante recidive su un programma che non è pensato per questo. In zato recidiviramo in ponavljamo eno in isto zgodbo z tudi istimi biološkimi odzivi, ki pa niso namenjeni temu. E la maggior parte delle affezioni o delle diagnosi gravi sono dovute a continue recidive. In večina resnih diagnoz oziroma tako imenovanih obolenj rezultira prav iz tega naslova, ker nenehno ponavljamo ene zgodbe, se pravi, pojavljajo se recidive. Ma se io non so l'origine di questo sintomo, io non posso neanche fare qualcosa di diverso per non fare recidive. Če pa ne poznam vzroka, zakaj je prišlo do tega simptoma, ne morem niti v svojem življenju spremeniti določenih stvari, stila življenja, odnosov, da ne bi povzročal te simptomatike. Ecco perché è importante cominciare a conoscere l'esatta corrispondenza tra un'emozione, un'area cerebrale che si attiva e la risposta organica. In od tu izhaja pomen teh korelacij med točno določenim čustvom, ki aktivira točno določen predel možganov in posledično to rezultira v aktivaciji točno določenega tkiva ali organa. E in questo senso questa medicina è una medicina di pace, In v tem smislu je to medicina miru, perché mi permette di sapere per ogni singolo sintomo cos'è l'emozione che è stata la base, non il pensiero ma l'emozione. zato ker mi omogoča prepoznati, katero točno določeno čustvo je bilo v ozadju točno določenega simptoma. E posso eventualmente scegliere delle strategie di vita che sono più in armonia con me stesso. In na ta način lahko izberem v življenju strategije, ki so bolj v harmoniji z samim seboj. E quindi se non continuo a attivare, poi i sintomi si riparano. In če ne ponavljam teh zgodb, ki na koncu rezultirajo v eni simptomatiki, je posledično tudi ne zbolim. Ne? Grazie. Zgolj še eno vprašanje, ki se nujno zastavi, je mora biti objestno reči, da se v posameznikovem, torej mojem telesu, neprenehoma pojavljajo adenokarcinomi. Lahko stalno porajajoče se ta iste adenokarcinome prepoznam kot razumno in smiselno odzivanje telesa. Vemo, alopatska medicina, biomedicina bi nas podučila, da so spremembe na tkivu maligne. Vi pa v maligno, v tej neposrednji obliki ne verjamete. Dice che sarebbe troppo dire che costantemente nel nostro corpo
succedono delle crescite che medicina allopatica le definirebbe come adenocarcinomi e siccome tu non credi in una definizione maligna di questo processo, come commenti questa affermazione? Mi stai chiedendo di rispondere a cose che necessitano prima di avere un po' compreso la base di questo funzionamento biologico. Semplicemente un medico legale che fa autopsie e una persona che è caduta dalle scale ed è morta, la apre e trova centinaia di noduli, ulcere, che la persona non ha mai sentito. Perché noi siamo continuamente in produzione di cellule che crescono, cellule che ulcerano. Dejstvo je, da postavljaš vprašanje in če bi hotel korektno odgovoriti nanj, bi bilo potrebno že imeti ena določena osnovna znanja o teh procesih. Bo kljub temu poskušal odgovoriti in daje primer zdravnika, ki se ukvarja z avtopsijo in ima pred sabo človeka, ki se je poškodoval, tako da je na primer padel po stopnicah, umrl. In ta zdravnik naredi obdukcijo in vidi znotraj cel kup spremenjenih tkiv, ki so tekom njegovega življenja ulcerirale, rasle. Skratka, na tkivih so zaznavni procesi, ki bi jih lahko medicina in jih označila za maligni. E come ho scritto in questo libro che fra poco verrà fuori anche qui con la edizione qua che avete qui in fondo, questo libro io dopo quasi 28 anni di lavoro giorno per giorno con le persone e la ricerca precisa di queste corrispondenze, affermo nel mio libro che in questi 28 anni ho quasi mai visto una persona morire per quello che gli è stato diagnosticato, per quello che era la diagnosi, ma che è morta per tutta una cascata di paura, angoscia, non mangiare, non dormire, dolori ossei, altre cose che non c'entrano niente con quelle 2 cellule che stanno crescendo nel seno, nella prostata, nell'osso, e che non è morta alla fine per quelle cellule che sono cresciute, ma per tutta la conseguenza della paura. Tisto, kar mogoče ne bom prav lih vsega povedal, bom skušal povzeti. Bistvo je, da v svojih 28 letih izkušenj tega apliciranja tega znanja in dela z ljudmi je uspel videti, da nobena od oseb, ki je dobila eno resno diagnozo, ni umrla zaradi te diagnoze, ampak zaradi enega verižne reakcije procesov, ki se zgodijo potem, ko dobimo eno komunikacijo, da smo zboleli zaradi tega in tega. Skratka, smrt se pripisuje mehanizmom strahu, mehanizmom obupa, raznih drugih zapletov, ki na koncu povzročijo smrt. Ma nikoli ni bilo verificirane smrti zaradi tiste konkretne prejete diagnoze. In tukaj imate na zadnji strani, zadnji platnici te knjige še eno publikacijo, ki bo šla v kratkem, kjer so te klinični primeri tudi dokumentirani. Prisrčna hvala na tem mestu. Potem, ko bo Mark Pfister posredoval to, kar je kanil posredovati nocoj, se opravičujem, bomo vsi še nekaj bolj opolnomočeni, da zastavimo vprašanje ali več njih.